Senti che Che profumo. Senti. Mamma, quanto caro questo? 30 mesi dalla nostra punta di diamante. Che profumi ci sono qua dentro? È difficile descriverli questi profumi, però posso tentare di riassumerli. C'è il profumo della terra, di quello che produce, di quello del latte. E sono indescrivibili da quanti profumi ci sono. Per arrivare a 30 mesi però, che vuole latte buono era. Sicuramente ci vuole una materia prima che deve essere di prima qualità, e poi le altre casearie, c'è tutta una cultura per arrivare a questi formaggi, una stagionatura così lunga. Ciao ragazzi, avete mai provato l'esperienza di visitare una sala di stagionatura del Grana Padano? Una sala come questa, io qui sono al caseificio sociale di Ponte di Barbarano in provincia di Vicenza. È un'esperienza straordinaria. Ogni volta che io entro in sale come questa provo delle sensazioni magiche, perché vengo invaso da dei profumi straordinari che attingono a una storia antica, millenaria, ma ancora più bello è ciò che queste forme contengono, ovvero le storie delle aziende che spesso sono famiglie che producono il latte che poi danno vita a queste stesse forme. E sono storie cariche di professionalità, di impegno, ma anche di una profonda umanità. E la prima che vi propongo, delle due che vedrete tra poco, è quella di Luciano, di Matteo e di Tommaso, nonno, papà e figlio, 3 generazioni concentrate in una unica azienda. Cosa fa questo impianto robotizzato? Questo impianto fa la mungitura meccanizzata, quindi munge le vacche per la produzione del latte. Vi toglie- in autonomia, non siamo più vincolati a orari, C'è un beneficio per loro? senz'altro. Per loro svuotare la mamella più volte al giorno è un benessere. Oltre a dare meno problemi, è un latte più sano, perché se la vacca sta meglio è risaputo che il prodotto è migliore. Voi siete stati tra i primi ad adottare il sistema di mungitura intelligente, chiamiamolo così. L'impianto ha circa 15 anni. Ottobre 2005 è stata una data un po' particolare perché era un impianto abbastanza nuovo per la zona e anche per il discorso della produzione del grana padano. Perché ci hai creduto, Matteo? Perché fondamentalmente quando abbiamo fatto la scelta assieme col papà e lo zio di metterci con le vacche da latte e non con i litori da carne che avevamo, e abbiamo ristrutturato la stalla, abbiamo pensato che questo tipo di attrezzatura meccanica poteva sostituire della manodopera e quindi darci la possibilità di affrontare a livello familiare la gestione di questo allevamento. Perché in questa azienda ci concentrano 3 generazioni. Sì, ho il papà e lo zio che ancora sono presenti e qualche lavoretto lo fanno o lavorano
in piccola parte per l'azienda, poi ci sono io e da quest'anno anche il figlio che si è diplomato e quindi ha deciso di restare a casa a lavorare. Quanti anni hai, Tommaso? 19, Perché hai scelto di continuare a fare questo lavoro? perché era una passione che avevo fin da piccolo e dopo un'attività già avviata da parecchi anni da mio nonno e mio papà ho deciso di portarla avanti nel migliore dei modi e sta dando il passo coi tempi. Ti dà prospettive? Prospettive per il futuro, anche se non sempre sono certe, però siamo fiduciosi. Tu davanti hai l'esempio di tuo padre e di tuo nonno. E quando li guardi cosa pensi? E penso che comunque sia una buona base di partenza e soprattutto un gran bel esempio. Qual è la cosa più importante che senti di aver imparato da loro? E la passione, non avere orari e non conoscere cos'è il sacrificio. E questo ti pesa a volte? A volte sì, però se lo si fa volentieri non si dà bado. Cos'è che vorresti introdurre in un'azienda come la tua? Sicuramente la tecnologia stare al passo coi tempi, l'innovazione e una serie di informatiche che consentono di ottimizzare tempo ed energie e anche fatica. Perché era la giornata ieri e sta qua è nata l'altro giorno. È sempre bello vedere quando nasce, vero? Era. Ma lui da quanto tempo l'ha fatto? Da quanto tempo le fa lo suo mestiere? Da quando che avevo 14 anni, 14 anni. perché levavo su motore e dopo mi cambiavano la scuola, Porca miseria. È lo bello sto mestiere qua. perché mi piace e che sei nato con quella tendenza lì è bello. Ma lui che fa piacere che sono Neoto resta in azienda. Sì, perché è la continuità della vita mia. Mi fa piacere anche a me. È lo bravo, che ha la passione. Me ne ho a 6. L'altra sera è venuto in casa a cenare e dopo è andato fuori perché aveva un mestiere da fare e è venuto in casa che era alle 11. Perché se fa sti sacrifici qua a fare sto lavoro, vero? Sì, Quanti che ne hanno fatto lui? a 6. Perché ho sempre tanto lavorato e sempre scominciamo all'ora la mattina e finiamo tardi la sera. Ma con la salute e con l'età e se sei la passione, le robe le si fa volentieri. E adesso vi porto da Massimo. Andiamo a Poiana Maggiore, provincia di Vicenza. La storia è diversa perché lui è partito da una famiglia di allevatori, per 6 anni ha fatto l'operaio metalmeccanico e poi è tornato in stalla. E non solo, è tornato per ampliarla, per fare la nuova sala di mungitura. Insomma, è tornato perché ha deciso di investire davvero lì sul suo futuro. E non è da tutti. Ho fatto 6 anni in fabbrica e poi ho visto che la mia passione era le vacche, l'azienda di mio papà e ho deciso di proseguire con le attività, insomma, ampliando, facendo la stalla nuova. Cos'è che ti mancava? Mi mancava la vita in campagna, la libertà, non essere vincolato da orari, e timbrare il cartellino, essere un numero, in poche parole. Qui invece hai la possibilità di esprimere te stesso. Qua sì, abbiamo orari un po' balordi perché la mattina sveglia presto, la sera viene sempre un po' tardino, insomma. Però ci prendiamo i nostri spazi e è tutta un'altra vita, insomma. Perché vale la pena fare tutti quei sacrifici? Per la passione che mi trasmette le vacche, la nascita di un vitellino e tutto il contorno che ci va dietro, insomma. Quindi sarà questo il tuo futuro? Senz'altro. Battezzato con un nuovo impianto? Sì, avevamo prima la staglia a stabilizzazione fissa, abbiamo deciso di fare la stabilizzazione libera con le cuccette e all'interno della staglia vecchia faremo la sala mungitura e ne mungiamo 8 alla volta, 4x4. E questi cambiamenti cosa porteranno agli animali e a voi? Maggior beneficio per gli animali, meno stress e per noi sarà un lavoro più facile e con perdita di minor tempo, insomma. Tu hai davanti degli esempi? Papà, nonno?
Sì, beh, mio papà ha sempre fatto l'elevatore, mio nonno me lo ricordo, ma è morto qui avevo 15 anni, ma anche lui ha sempre avuto vacche da latte, non tantissime, ne aveva 2 o 3, dopo sempre di più, insomma. Era inevitabile tornare, insomma. Senz'altro, sì, sì. La mia vocazione è questa. Sai che non sono molti i ragazzi della tua età che decidono di investire in agricoltura, vero? Sì, sì, beh, sempre meno perché è un lavoro difficile che richiede tempo, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, però Ti senti una mosca bianca? sì, 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 Però tassi qua. bisogna, Duro. sempre, e avanti sempre. Anche qui in caseificio c'è stato un ritorno importante, però questa volta non parliamo di una persona ma di un accorgimento tecnico. Pensate che nonostante il livello di meccanizzazione che ha conosciuto anche questo caseificio, a un certo punto, credo un paio di anni fa, si è tornati a rompere la cagliata a mano con lo spino. E questo perché? Perché il latte è una materia viva e la cagliata, il casaro la deve sentire. Cosa vuol dire? Che la sua azione ha un andamento e una potenza diversa a seconda di come è quel giorno lì il latte. Guardate che sembrano sciocchezze, in realtà vuol dire essere professionali, vuol dire capire che ogni giorno il latte va interpretato e in funzione di questo vanno dosate le forze, le energie e gli stessi movimenti. E questo fa ancora di più capire il fatto che per fare il formaggio la materia prima è il latte e ci deve essere sempre un lavoro continuo di confronto tra il mondo della trasformazione, questo, e quello che c'è a valle, ovvero la produzione, gli allevatori. Ma come si lega questo rapporto? Come si unisce questo anello? Se siamo una squadra nell'allevamento e fino alla fine anche in caseificio, perché il caseificio ha la certezza di avere un prodotto, diciamo, di eccellenza, ma si parte dalla staglia. Ecco che una continua simbiosi tra allevatori, sia consiglieri ma anche allevatori normali, cioè sempre del caseificio, ci si confronta su qualsiasi tematica di allevamento, dalla gestione di animali ma anche della sua alimentazione, per avere un prodotto comune, sinceramente controllato al massimo, ma soprattutto che dia un risultato che sia il massimo, e lo vediamo sui nostri formaggi. Si riesce a fare squadra, Andrea? Sì che si riesce a fare squadra. L'importante è avere obiettivi comuni e come li stiamo vedendo certe stalle hanno fatto questi investimenti e penso che ne arriveranno anche degli altri, come li vedremo nelle prossime aziende. Certo che Francesco ha fatto ora andare a vedere le stalle, sono andato a vedere un po' tutto il territorio, tu la sai qua a mangiare, ti hai dedicato ancora qua a mangiare? Eh sì, perché sono un buon gustaio. Ho capito mi. Però sai cosa? È un prodotto italiano e noi dobbiamo consumare soprattutto italiano. Per cui potrei dire mangia italiano, vieni a Barbarano. Vedi, il formaggio buono stimola la rima, tira fuori il poeta che è in te. Grazie. Grazie Francesco, grazie a tutto lo staff del caseificio sociale di Ponte di Barbarano. Un arrivederci a tutti allora. E me ne avanza un pochettino, per fortuna. Per fortuna. Ciao ragazzi, tanti auguri.